Sì, io sono molto soddisfatto della prestazione, soprattutto dell'impatto che abbiamo avuto, siamo andati in vantaggio, secondo me in un campo così ostico contro una squadra che secondo me è molto esperta e farà un ottimo campionato, il Casteldaccio ha fatto un ottimo debutto e sono convinto che probabilmente alla fine l'1-1 ci avrebbe premiato, però va bene così, siamo pronti anche ad affrontare il ritorno con la massima serenità. Ecco. No, no, mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra, avevo detto ai ragazzi che volevo questo atteggiamento di lotta, di battaglia, di grinta, di non mollare mai e questo è avvenuto. E ripeto, a parte quell'episodio non posso recriminare nulla, sono davvero molto contento della prestazione e sono convinto che lavorando possiamo soltanto migliorare. Noi intanto pensiamo alla Nissa che arriva sabato al Fiorilli e domenica al Fiorilli, cercheremo di fare una partita degna di un debutto casalingo e poi cominciamo a pensare al ritorno. Partita dopo partita, allenamento dopo allenamento, dobbiamo cercare di fare il massimo come abbiamo fatto oggi. In certi momenti della partita siamo stati davvero molto bravi, soprattutto all'inizio. Ecco.